Vedete, io ho iniziato la storia. Moderato il discorso. No, io ho iniziato la storia e la storia viene continuata dai miei due pupilli partiti negli anni 90. È Giancarlo Gentilini a prendere la scena per primo dal palco allestito sotto la loggia dei 300 per la prima conferenza stampa di Conte dopo la vittoria. Il presidente della regione Zaia ringrazia il riconfermato primo cittadino e cita Vico con i corsi e ricorsi della storia. Ci sono i momenti nei quali sei giù, io ho visto anche la Lega al 2,83%, l'ho vista al 38%, adesso dall'8% di settembre siamo al 17%. E dall'altro devo dire che noi ci sentiamo la responsabilità, ve lo dice uno che ha preso quasi il 78%, di rappresentare anche quei cittadini, e Mario è stato votato a mani piene da cittadini che di certo, scusatemi, non militano nella nostra parte politica, ma hanno scelto la persona. Dopo la lunga notte di festeggiamenti, Mario Conte ringrazia tutta la squadra e lancia una frecciata allo sconfitto De Nardi. Il risultato si è visto, tant'è che siamo riusciti a prendere 2000 voti in più rispetto al 2018. Quindi significa che se c'è un tema legato all'astensionismo, quello è un tema che non riguarda noi, ma riguarda un'altra forza politica che evidentemente ha fatto delle scelte diverse che non convincono gli elettori tanto da non portarli a votare. Ora Conte si prenderà qualche giorno di riflessione per decidere la composizione della nuova giunta. Per quanto riguarda la scelta della squadra, le caratteristiche che gli assessori della nuova giunta dovranno avere è competenza, disponibilità e valori umani importanti al di là dei risultati ottenuti in questa tornata elettorale. Ci saranno delle riconferme, ci saranno delle novità, adesso nomi non ce ne sono ancora, però garantisco che metterò a disposizione della comunità trevigiana la miglior squadra possibile.